Buonasera amici del Grande Futsal e benvenuti dal Palassele di Eboli. È il recupero della quarta giornata di Serie A. Si affrontano Feldi Eboli e Ciampino. Squadre già schierate sul rettangolo di gioco. Allora diamo lettura delle due formazioni per gli ospiti del Ciampino. Numero 1 De Filippis, 3 Messina, 8 Schininà, 9 Sutton, 10 Pina, 11 Ferretti, 12 Gattarelli, 13 Palmegiani, 14 Diaz, 17 Casassa, 22 Fatiguso, 23 Petrov. L'allenatore è Daniel Ibagnes. Mentre per i padroni di casa della Feldi Eboli, numero 3 dal Cin, 5 Venanzio, 9 Liberti, 10 Igor, 11 Calderolli, 17 Montefalcone, 21 Marinovic, 22 Galliani, 23 Baroni, 24 Restaino, 32 Quinto, 4 Degan, l'allenatore, e ovviamente Salvo Samperi. Direttore di gara che sono il signor Basile, il signor Sgueglia, e al crono il signor Andolfo. Classifica che vede la Feldi settima con 9 punti, il Ciampino invece nono a 7, quindi due lunghezze di distanza tra le due formazioni. Entrambe questa sera raggiungeranno come numero di partite tutte le altre formazioni di questa Serie A. Scrutiamo i quintetti per il Ciampino. Tra i pali Casassa, con lui Schininà, Diaz, Petrov e Pina. Completo bianco per la formazione ospite, completo rosso-blu per la Feldi che schiera tra i pali il capitano Carlos Dalcin, con lui Igor Carioca, Venanzio, Marinovic e il grande ex Liberti. Ciampino che arriva dopo la vittoria sul campo della Came Treviso. Feldi che invece è stata sconfitta 3 giorni fa qui ad Eboli contro l'Eco City Genzano. Per ogni casa che vogliono tornare subito alla vittoria. Vedremo stasera cosa ci dirà il campo. Fischietto in bocca per l'arbitro e si parte. Primo possesso per il Ciampino con questo lancio provato da Schininà, che finisce direttamente in fallo laterale. Battuto adesso da Igor Carioca. Tante assenze anche stasera nella Feldi. Fuori Patias, Selusio e Caponigro per problemi fisici. E allora si è aggiunto anche Braga, che ha avuto un problema in fase di riscaldamento. È andato proprio fuori distinta, inserito al suo posto Degan. Marinovic, Venanzio. Marinovic cambia lato e trova Liberti. Venanzio di punta. Batte Diaz. Igor Carioca da ultimo uomo in buca per Venanzio. Tocco con Schininà che va a chiudere, poi palla in avanti verso Petrov, non esce dal Cino, un po' indeciso. Petrov, arriva Liberti sul pallone, protesta il Ciampino per l'intervento di Dalcin, ci prova intanto Marinovic. Primo brivido della partita con Carlos Dalcin indeciso sul da farsi, è uscito un po' in ritardo, ci ha creduto Petrov. E questo è l'intervento che avete potuto rivedere. Igor Carioca all'indietro per Dalcin, che supera la metà campo, ha spazio, calcia di punta Dalcin, respinge Casassa, ancora Dalcin, c'è stato tocco, calcio d'angolo. Provato 2 volte Dalcin, adesso calcio d'angolo con la palla alzata per il sinestro volante provato da Igor Carioca, è finito alla destra della porta difesa da Casassa. Proprio Casassa a rimettere il pallone in gioco. Scambiano Schininà e Petrov. Diaz, Pina prova con l'attacco a favorire la corsa di Schininà, pallone che finisce lungo.
Carioca non è contento del pallone, infatti adesso lo mette fuori per dar modo di cambiarlo. Petrov restituisce il pallone con Skinina che, scherzando, ha detto al suo compagno non restituirgliela. Sono ovviamente scherzoso da parte del numero 8 del Ciampino. Gioca intanto Marinovic, prova a pescare in avanti Igor Carioca, pallone che è uscito. Battere la rimessa Pina, tutta nella propria metà campo la formazione ospite. Skinina adesso allunga Pina, Petrov per Diaz, va via Marinovic, arriva subito Carioca, trova lo scarico su Pina, Diaz, Skinina, prova a dare un po' di pressione la Feldi, bella palla, provata a tagliare la difesa da parte di Petrov, esce dal Cin. Lancio lungo di Casassa, controlla l'uscita del pallone dal Cin, poi lo rimette subito in gioco su Igor Carioca. Con calma la Feldi col numero 10. Va su Liberti, si mette un po' in difficoltà da solo Liberti, poi Marinovic cambia lato, Igor non riesce ad andare via su Petrov, poi pallone allontanato da parte di Casassa. Igor Carioca, Liberti non riesce far uscire il pallone, alla fine anche lui l'ultimo a toccare sono il direttore di gara. Laterale affidato al Ciampino con Pina che non sa dove passarlo questo pallone, allora lo butta via direttamente nella zona di Carlos Del Cin. Dario Marinovic contro Diaz, prova nuovamente il cambio lato, prendersi il pallone dopo la deviazione Igor Carioca, che è isolato contro l'altro 10 che è Pina, si accentra e serve Venanzio. Ancora Igor Carioca, contro movimento di Venanzio che riceve, poi lascia la palla lì ancora per Igor Carioca, alla fine recupera il possesso il Ciampino con Petrov, Pina, ancora Pina, prova ad andare sul lungo Gabriel Pina, ha fatto contromovimento però Diaz. Dentro Calderolli e la Feldi al posto di Igor Carioca, eccolo che riceve, va subito verso Venanzio, anticipato da Skinina. Petrov, tra le linee c'è Diaz, Petrov la lascia lì per Gabriel Pina, palla in verticale capita da Calderolli, Liberti non lo lascia girare Pina, allora scarico all'indietro su Marinovic, ancora più indietro da Del Cin, palla verso Liberti, uscita di Casassa, riparte Gabriel Pina e cambia lato e trova Petrov, tanto spazio per Petrov, Del Cin poi subisce il fallo Liberti da parte di Diaz. Buona opportunità sul destro di Petrov, tiro che però gli è uscito potente sì ma centrale, facile la parata di Del Cin. Marinovic, Galliani, ancora Galliani, Marinovic, Calderolli, sterza e contro sterza, Skinina allontana il pallone, Del Cin, Galliani è rimasto oltre la metà campo Del Cin, Galliani sceglie Venanzio che la tocca all'indietro per Del Cin che non può prenderla, se ne ricorda all'ultimo, alla fine è proprio Galliani a recuperare il pallone, a servire Marinovic, di nuovo su Galliani,
pressione sterile da parte del Ciampino, poi subisce un tocco Galliani non falloso secondo gli arbitri, quindi semplice rimessa laterale già battuta dallo stesso Galliani. Marinovic non controlla Calderolli, lo fa Dalcin, lancio lungo, troppo lungo per tutti. Trascorsi 5 minuti e 40 secondi di gioco, poche emozioni fino a questo momento al Palasele tra Feldi, Eboli e Ciampino. Casassa lungo su Sutton, tocco di Venanzio, poi impreciso di testa Galliani. Pina, Sutton, Ferretti, Pina in verticale, lascia scorrere il pallone Venanzio. Calderolli prova a superare Pina, in uscita va ad allontanare il pallone Casassa. Con calma a battere questa rimessa Galliani. Venanzio a lottare con due giocatori del Ciampino, guadagna il massimo, la rimessa laterale. Palla all'indietro su Carlos Dalcin, che avanza. Calderolli, Baroni, palla dentro Venanzio, controllo inefficace, allora ripartenza Ciampino con Pina verso Ferretti, ostacolato da Calderolli, non riesce ad arrivare su questo pallone proposto da Pina. Ferretti, Calderolli, Venanzio, Baroni. Senza pivot questa sera la Feldi, fuori sia Braga che Pattias. Calderolli, Venanzio, funge lui da pivot in questo momento, recupera il pallone il Ciampino. Ferretti deve disimpegnarsi, non riesce a tenere sotto lì, sotto la suola il pallone Ferretti. Regala rimessa Galliani. Calderolli tiene di avanzare a Galliani, poi lo serve. Ancora Galliani, Baroni, Venanzio, ancora Galliani. Alla fine palla all'indietro su Dalcin. Venanzio ci prova di prima Calderolli a metterla dentro, rimessa laterale già battuta. Di nuovo palla Dalcin. Calderolli rientra in porta adesso Dalcin, si propone Baroni con Pina che quasi ruba palla, alla fine la ruba, la mette al centro, non controlla Sutton, allora Messina all'indietro su Ferretti. Ancora Pina, attento Galliani questa volta a mettere il pallone in rimessa laterale. Sutton, Pina prova col destro, Pina, destro secco e finisce al lato. Catechizza i suoi per quanto riguarda la fase difensiva Ibañez. Venanzio, Calderolli, trova Varchi, manovra della Feldi, adesso palla su Igor, spalle alla porta, di nuovo all'indietro per Venanzio. Calderolli, Baroni, tocco da parte di Sutton, rimessa laterale per la Feldi. Batte Calderolli per Venanzio.
Adesso Igor, il riferimento avanzato della Feldi. Prova a servirlo Baroni, c'è stato un tocco. Prova battuta più indietro questa rimessa. Dalcin, Marinovic. Un po' di spazio, viene chiuso il destro da Ferretti. Allora Marinovic prova a superarlo, ancora Marinovic, palla per Baroni. Calcia col mancino, chiuso da Diaz. Marinovic cerca dentro Calderoli, deviazione che favorisce Petrov. Sutton, ancora Petrov. Diaz si appoggia per Sutton, poi il tiro con Dalcin. Attento nonostante una deviazione che poteva ingannare. Rischia Baroni, chiama il pallone Dalcin, la vuole lunga Baroni, servito da Dalcin, è già lì Casassa, sicuro in uscita. Marinovic, Igor Carioca, vediamo se punta. Sceglie di ricominciare da Dalcin. Calderoli, Marinovic, Igor Carioca, Restaino, col mancino Restaino, pallone che è uscito sul primo controllo da parte di Decio Restaino. Diaz, lancio lungo preciso su Petrov, pallone che è rimasto in campo, allontana di testa Calderoli, lo recupera Diaz. Ferretti prova a spezzare il raddoppio, finisce giù senza fallo, può ripartire Restaino, ancora Restaino, Calderoli, finisce giù Restaino, forse c'è un fallo, lasciato scorrere l'arbitro. Petrov molto sportivamente mette il pallone in rimessa laterale, cumulato il fallo al Ciampino, però c'è da verificare le condizioni di Restaino che è a terra e nessuno si sta curando di questo. Chiedono il giallo dalla panchina della Feldi, risate sarcastiche invece dalla panchina Ciampino, che ancora non ha digerito quel contatto dal Dalcin Petrov ad inizio partita. Restituisce il pallone la Feldi, si ricomincia dalla rimessa dal fondo di Casassa. Palla in avanti con Petrov che non è arrivato in tempo, allora Dalcin subito per Marinovic. Venanzio, Igor Carioca, rimessa laterale assegnata alla Feldi. Sale Dalcin, Igor Carioca, è rimasto oltre la metà campo Dalcin, eccolo che riceve. Marinovic con spazio per provare il mancino e finisce largo. Casassa, Petrov con spazio, sporcatura di Carioca e rimessa laterale. 8:20 al termine della prima frazione, ci prova adesso Pina. Palla dentro, chiusura di Igor Carioca, poi tentennano un attimo i giocatori in campo, alla fine è rimessa laterale Ciampino, vuole time out, Ibanez lo ottiene. Allora 8:08 al termine della prima frazione,
davvero poche fino a questo momento le emozioni, le squadre che stanno difendendo bene. Prepara la giocata su questa rimessa laterale mister Ibañez. Samperi con la sua lavagnetta dà indicazioni ai suoi giocatori. Sono la sirena, devono rientrare in campo le due squadre. Si è preso qualche secondo in più Ibañez. Vediamo cosa proveranno da questa rimessa laterale i giocatori del Ciampino. Parte Schinnina, Diaz, il tiro di Petrov finisce alto. Nulla di fatto. Marinovic, palla dentro su Igor Carioca, non riesce ad uscire vincitore nel duello con due difensori del Ciampino. Messa laterale quindi per gli ospiti, provano a giocare con Pina, pallone che finisce a Casassa. Diaz, Pina, Schinnina, Petrov, ancora Schinnina, palla in verticale, deve uscire dal Cin, che Petrov sta per arrivare su questa palla. Diaz, Schinnina prova la stessa giocata di qualche istante fa, questa volta non c'era proprio Petrov. Carioca, palla persa, contatto Petrov, Venanzio ci pensa su l'arbitro che fischia il fallo e va ad ammonire Venanzio, primo ammonito del match, il numero 5 della Feldi. Samperi non contento di questa scelta da parte degli arbitri di ammonire Venanzio. E tra l'altro scontato contro l'Ecocity Genzano un turno di squalifica proprio la scorsa giornata. Di nuovo Pina, palla che passa e finisce dentro per il vantaggio ciampino. Da calcio di punizione il gol è di Gabriel Pina. Tiro che non sembrava irresistibile. Ha trovato il varco giusto per il vantaggio ciampino. Una partita che ci stava dicendo poco fino a questo gol. Adesso deve alzare i ritmi la Feldi che è sotto. Uscita di Casassa su Galliani. Galliani, Venanzio. Era libero lì in mezzo all'area Venanzio, il suo mancino volante non ha trovato lo specchio della porta. Petrov, Schinnina, Pina, Galliani,
Marinovic chiuso da Schinina che ricomincia da Casassa. Petrov, Schinina, poi in ritardo sulla pressione Marinovic, palla per Petrov, si allunga troppo il pallone. Galliani, adesso c'è un po' di confusione in casa Feldi, anche Galliani adesso su questo passaggio di Dalcino un po' piantato, gambe che pesano per la Feldi che è al sesto impegno le ultime 2 settimane tra Champions e campionato, tante le fatiche per la squadra di Samperi. Altro tentativo di palla dentro, ancora Liberti, Marinovic col mancino, c'è stata deviazione. Dar manforte ai propri beniamini il pubblico della Palasele. Gira palla alla Feldi con Dalcin, trova Varchi, alza un campanile su Liberti. Adesso addirittura 2 palloni in campo. Ce n'erano 2, adesso ce ne sono 0 di palloni. Un po' di confusione anche su questo. Adesso può riprendere il gioco. Palla lunga di Pina. Galliani si protegge dall'arrivo di Petrov. Poi appoggia per Dalcin. Dalcin rischia. Alla fine si ritrova lì il pallone. Galliani con spazio. Liberti. Si antenna troppo, deve ricominciare. Liberti chiude Diaz, senza Fronzoli. Galliani per evitare problemi la butta fuori. Batte Pina all'indietro su Messina. Schinina, ancora Pina che non esce praticamente mai, tantissimi minuti fino a questo momento per lui in campo. Calderolli per Liberti, ancora Calderolli. Galliani può liberare il mancino, allarga dove c'è Calderolli, ancora su Galliani. Liberti, palla dentro Venanzio e allontana alla fine Diaz. Buono lo spunto di Liberti, attento Diaz lì in mezzo all'area. Ancora Liberti, altra palla dentro, aveva il raddoppio di Schinina. Liberti, Calderolli, ancora Liberti, Galliani, Venanzio, palla dentro, esce giù Schinina con esperienza, si prende questo fallo il numero 8 del Ciampino. Ha sentito i Bagnes con Pina che adesso è andato un po' a riposarsi. Schinina, Sutton, sponda errata, errato anche il passaggio di Calderolli su questa rimessa laterale. Tiro di Messina con Dalcin
che ha un po' sottovalutato questa conclusione, che non è andata lontana dal palo. Galliani, Liberti, Calderolli, Liberti, Venanzio, Calderolli non riesce a superare Schinina. Calderolli, altro passaggio errato. 3:21 al termine, poco lucida la Feldi a decidere il match fino a questo momento è il calcio di punizione di Pina. Sutton si lascia cadere, Liberti, spazio per Calderolli, Casassa a salvare il Ciampino, ancora Calderolli, Venanzio, colpito Diaz, poi palla lunga su Sutton, con Galliani a metterci una pezza e Dalcin ad allontanare definitivamente. Grande occasione tra i piedi di Fabrizio Calderolli, che ha provato ad allargarsi e a superare col tocco sotto Casassa. Attento a non farsi ingannare il portiere del Ciampino. Sutton, finta la conclusione, poi si protegge da Venanzio, ancora Sutton, pallone che non è uscito adesso e sarà calcio d'angolo. All'alzata per il tiro al volo di Messina, colpisce male il pallone Giovanni Messina. Calderolli, Marinovic, Igor Carioca, a puntare Messina, ancora Igor, Venanzio dentro, Marinovic, murato da parte di Schinina, vedono un tocco col braccio i giocatori della Feldi, vediamo. Sì, prima ha schermato il tiro in scivolata, poi sul rimbalzo pallone che ha toccato il braccio di Schinina. Ancora Feldi in avanti, Dalcin, Marinovic, Venanzio, Calderolli, Venanzio finisce giù, può ripartire il Ciampino, 3 contro 2, Schinina, Ferretti, Dalcin, poi Marinovic nella zona di Pina, indietro per Casassa, ancora Pina, Schinina in avanti su Sutton, preso in controtempo Pina, Marinovic, Igor Carioca, Venanzio, Calderolli, tocco per Igor Carioca, il solito Schinina a chiudere, poi Pina, poi isolato, può uscire in mezzo a 2 e guadagna rimessa laterale. ...70 secondi all'intervallo, vantaggio il Ciampino col gol sul calcio di punizione di Pina, preciso questa volta Schinina. Dalcin, Igor Carioca, ancora Dalcin, Marinovic, chiuso sul più bello Venanzio, poi il tiro da parte di Ferretti con Dalcin che la controlla col petto. Adesso costante la presenza di Dalcin nella metà campo del Ciampino, palla dentro di Igor, altro tocco sospetto da parte di Schinina e palla allontanata. Marinovic, Calderolli, Casassa,
sale dal Cin. Casassa intuisce le intenzioni di Dalcin e poi subito lancia in avanti per Petrov. Dalcin in due tempi tiene il pallone lì Dalcin, poi lo butta via. 4 secondi. Si lascia scorrere il tempo, si chiude così la prima frazione del gioco al Pallasele. Questo recupero della quarta giornata. Feldieboli 0, Ciampino 1. Decide fino a questo momento il gol di Pina. Ci prendiamo una piccola pausa anche noi, a risentirci tra pochissimo con la ripresa. Ben tornati in diretta dal Pallasele di Eboli, recupero della quarta giornata di Serie A. Feldieboli Ciampino 0-1 dopo i primi 20 di gioco. E a breve vedremo cosa avrà da riservarci questa riserva, questo secondo tempo. Primo tempo effettivamente non bellissimo, poche le occasioni. È stato bravo Gabriel Pina a trovare il varco giusto su un calcio di punizione, la zona favorevole, ed è quello il gol che sta decidendo l'incontro fino a questo momento. Feldi che in questa ripresa attaccherà da sinistra verso destra, completo rosso-blu, completo bianco per il Ciampino che attaccherà da destra verso sinistra. Si riparte con i padroni di casa della Feldi in possesso. Subito Dalcin, Marinovic, Igor Carioca, Marinovic, difesa sempre schiacciata quella del Ciampino, gli va a sbattere addosso Marinovic, tentativo di tiro poi da parte di Petrov. Aspetta negli ultimi 10 metri la formazione di Bagnes. Liberty, eccola adesso che si schiaccia la formazione ospite, perde un po' di vista il pallone Liberty, allora può salire anche la difesa del Ciampino. Igor Carioca finisce giù senza fallo. Gioca Pina, palla in avanti per Petrov, Petrov al duello con Marinovic, alla fine c'è il tocco da parte proprio di Marinovic per il calcio d'angolo, nel mentre viene richiamato Igor Carioca. Palla alzata per Pina, ancora Gabriel Pina raddoppia dopo 1 minuto e 2 secondi all'inizio del secondo tempo e trova la doppietta personale Gabriel Pina per il 2-0 Ciampino. Nuovamente da palla da fermo, questa volta
con la scucchiaiata su calcio d'angolo per il tiro al volo di Gabriel Pina. Inizia nel peggiore dei modi questa ripresa per la Feldi, che è sotto di 2 reti. Vediamo se ci sarà la reazione da parte dei campioni d'Italia. Dalcin, Igor, il mancino di Igor Carioca, deviazione, calcio d'angolo. Marinovic, palla dentro, Venanzio alla fine riesce a tenerla, Casassa, poi palla provata in avanti su Petrov, che alza il pollice nei confronti dei suoi compagni, ma non è riuscito ad arrivarci su questo pallone. Può salire la Feldi, adesso passa ancora di più la sua difesa ai Bagnes. Venanzio non riesce a sgusciar via su Schinina, che poi trova il passaggio su Diaz. Si impegna Diaz, che tiene il pallone in campo e guadagna poi la rimessa laterale sul tocco da parte di Liberti. Questa è l'occasione di Venanzio, che ha colpito il palo e poi si è trovato il pallone lì, lo ha bloccato Casassa. Duello Petrov-Liberti, lo vince il 9 della Feldi. Dalcin, ancora per Liberti, può salire palla al piede, tocco su Marinovic, serie di rimpalli, alla fine Petrov riparte a tutta velocità. Petrov lo chiude Liberti, prova a ripartire anche lui, ci prova al passaggio dall'altro lato su Igor Carioca, pallone che si spegne in rimessa laterale. C'è bisogno dello spazzolone in campo. Discutono nel mentre Venanzio e Igor Carioca. Riprendere il gioco. Pina, lancio lungo direttamente in rimessa laterale. Venanzio, Liberti, Igor Carioca, Marinovic, Liberti, prova a girarsi, è lì Pina che ruba palla, non controlla Schinina, ancora Feldi, tentativo di tacco da parte di Liberti, non tocca proprio il pallone. Petrov, Schinina, solito lancio, Igor Carioca e poi Dalcin, subito dentro Calderoli. C'è bisogno della sua leadership in un momento così complicato. Schinina, preso in controtempo Pina. Dalcin adesso pressa il Ciampino, lancio lungo, Schinina senza rischiare, poggia il pallone in laterale. Liberti, Calderolli, brutto fallo e Schinina viene ammonito, dice anche di no con la testa. Vediamo, brutto fallo, una Schinina che trova anche il coraggio di dire no. Per fare la cosa migliore si allontana. E vediamo. Brutto questo fallo.
lasciato lì il piede, Schinina, e torsione della caviglia per Calderolli. Questa non è una buona notizia, che già sono tante le assenze in Casafeldi. C'è apprensione per le condizioni di Fabrizio Calderolli. Discute con i suoi collaboratori nel mentre Salvo Samperi. Cammina, seppur dolorante, Fabrizio Calderolli, già pronto ad entrare al suo posto Galliani. Si può battere ora questo calcio di punizione. Liberti. Marinovic. Liberti, Casassa, poi Venanzio. Commesso fallo. Secondo il direttore di gara. Rivediamo, tra l'altro Venanzio è già ammonito. Si è calpestato Casassa. Tutto ok, fortunatamente per il portiere del Ciampino. Si gioca, pressione portata da Marinovic, troppo aggressivo il numero 21 rossoblu, commette fallo. Ferretti, palla per Petrov, a spazio Petrov, diagonale che finisce al lato. Marinovic, Galliani. Liberti, ancora Liberti, si lancia a peso morto Palmegiani, calcio d'angolo. Marinovic la alza per Galliani, deviazione di Pina, poi lancio proprio sul numero 10. Palla che finisce in out, rientra Calderolli. Dovrebbe star bene quindi. Calderolli, Galliani. Prova ad uscire dal traffico Galliani, ma lo segue Palmegiani, che poi commette fallo. E 36 trascorsi, due falli commessi sia per la Feldi che per il Ciampino. Galliani chiuso da Palmegiani, Pina lungo, Ferretti sbilanciato da Calderolli, che poi prova ad autolanciarsi. Calderolli sterza, Galliani, ancora Calderolli, Galliani. Subito Pina, intelligente a leggere la situazione, poi si allaccia con Venanzio, non c'è fallo, allora Marinovic. Calderolli prova a superare Diaz, che è attento ed allontana il pallone all'altro lato del campo, dove batte il fondo Montefalcone, uscito dal cin, mani tra i capelli per il portiere della Feldi. Piove sul bagnato e nel mentre trova il gol Dario Marinovic, dimezza lo svantaggio la Feldi col gol del croato, è 1-2 al Palasiele.
il gol di Dario Marinovic, mentre vi stavo raccontando l'uscita dal campo da parte di Dalcin, che è molto dolorante. Piove sul bagnato, ma prova a far uscire un po' il sole questo gol di Marinovic in casa Feldi. Ancora Marinovic, finisce giù, fallo. Monito Ferretti. E adesso questo gol può dare linfa vitale alla formazione di Salvo Samperi. Sto ancora guardando sulla panchina della Feldi, Dalcin è in lacrime. Da capire l'entità di questo infortunio per Carlos Dalcin. Per adesso c'è da battere questo calcio di punizione da zona davvero invitante. C'è un muro però piazzato davanti alla porta di Casassa. Parte Liberty, Casassa, poi Galliani all'indietro su Montefalcone, la spinta da parte di Diaz su Galliani. Si gioca Calderolli, finisce giù nel contatto con Schinina, niente fischio anche questa volta. Allora Marinovic, deviazione, calcio d'angolo. Richiamati adesso Galliani e Diaz per lo scontro precedente. Il tagliandino del timeout in mano, un collaboratore di Bagnes. Adesso è il momento, dopo il gol di Marinovic, è favorevole alla Feldi, che è ancora sotto nel punteggio. Calderolli, Galliani, bravo in uscita Casassa. Liberty allarga male su Marinovic, palla in rimessa laterale ed eccolo il time out chiesto dal Ciampino. 13:44 al termine del match, ha dimezzato lo svantaggio Dario Marinovic per la Feldi. E Bagnes subito chiama time out per correggere qualcosa. Situazione falli, Feldi 2, Ciampino 3. Applicato del ghiaccio sul polpaccio sinistro per Dalcin. Le facce sulla panchina della Feldi non lasciano presagire nulla di buono. Primo arbitro richiama la panchina della Feldi. Riprendere adesso il gioco, rimessa laterale per il Ciampino. Schinina, Petrov, Schinina, solito lancio di testa ad allontanare il pericolo Montefalcone. Pina, tocco per Schinina.
Petrov, passaggio deviato, rimessa laterale già battuta, ancora Petrov, Diaz, non c'è il passaggio di ritorno, o meglio non c'è Petrov. Calderolli, Marinovic, Venanzio, ancora Marinovic, col mancino Marinovic, colpito Calderolli. Rivediamo, non è riuscito ad indirizzarsi bene sul corpo col corpo Calderolli, è stato preso comunque in controtempo da questo pallone, era più indietro rispetto alla sua posizione. Adesso terzo fallo commesso anche dalla Feldi. Petrov, Pina, Schinina, non c'è stato il tocco di Calderolli, rimessa laterale già battuta con Venanzio che perde il pallone. Diaz, Petrov, si lascia superare Igor Carioca, Schinina, Petrov ancora per Schinina, può distendersi in contropiede la Feldi, Marinovic, arriva Carioca, passaggio col destro, esce male dai piedi di Carioca, messa in calcio d'angolo Casassa, poteva pungere in contropiede la Feldi. Carioca prova a battere forte al centro, respinta che favorisce Petrov. Petrov va sul mancino, lo prova, finisce al lato. Sale palla al piede Marinovic. Igor Carioca. Calderolli, Marinovic, Venanzio mette il piede in anticipo, Schinina, Igor Carioca, Marinovic, ancora Carioca, palla dentro, non è riuscito a deviare Venanzio, lancio lungo di Casassa, controlla con le mani il pallone Montefalcone, Marinovic, 4 contro 3, palla dentro, non tocca Venanzio, non tocca neanche Casassa, rimessa dal fondo. Intelligente il passaggio di Marinovic sotto le gambe del diretto avversario, è riuscito a prendere il tempo Venanzio su questo assist. Petrov, Diaz, ancora Petrov, Diaz in avanti e pallone recuperato dalla Feldi. Montefalcone subito per Carioca, Venanzio, Marinovic, ancora Marinovic, calcia, ribatte Pina, poi Petrov ancora su Pina, scambia ancora col 23, poi Diaz, Schinina, palla dentro, 10:43 al termine del match. Prova a spingere adesso la formazione di Salvo Samperi. Igor Carioca, Calderolli, Igor Carioca, ancora lui, Marinovic, tende la difesa del Ciampino, prova Marinovic a fare tutto da solo, arriva il raddoppio di Petrov e la deviazione in rimessa laterale.
Calderolli. Altro passaggio sbagliato da Calderolli. Schilina si prende tutto il tempo possibile per battere, poi appoggia su Casassa. Ancora Schilina, lancio lungo sporcato da Igor Carioca in rimessa laterale. Petrov. Schilina alza il pallone per il sinistro al volo di Pina. Questa volta è debole il tentativo del capitano numero 10 del Ciampino. 1-2 tra Venanzio e Calderolli. Igor Carioca, Calderolli, Lucas Baroni, palla dentro Venanzio, Lucas Baroni, ribatte Diaz. Calderolli. Petrov ruba il pallone, va a calciare. Finisce alto il suo tiro. Sono entrati nell'ultimo quarto di gara. 9:08 da giocare. Baroni. Chiude Petrov. Liberti. Venanzio non calcia Baroni, prova ad andare sul mancino e viene chiuso. Allora Petrov. Diaz. Proprio Baroni a chiudere. Possibile occasione per la Feldi con Baroni che ha provato il tocco in più piuttosto che il tiro di prima intenzione sul passaggio di Venanzio. Petrov se la porta sul mancino, la mette al centro. Liberti anticipa Ferretti. Petrov. Schilina. Ultimo tocco è di un giocatore in maglia rossoblu. Schilina dentro. Pallone che arriva a Petrov. Ferretti. Schilina. Petrov. Laterale assegnato alla Feldi. Avanza Calderolli. Palla per Venanzio. Riceve Liberti. Calderolli. Si sposta il pallone. Uscita di Casassa. Semplice rimessa laterale. È rimasto giù il portiere del Ciampino. Ancora giù Casassa che discute con Calderolli nonostante il dolore. Fanno vedere, anzi Calderolli fa vedere i segni di guerra. Si rialza adesso Casassa. Finalmente si può riprendere. Liberti. Baroni. Deviazione. Palla che ha superato la linea di fondo. Baroni. Palla alzata, Calderolli controlla. Tentativo di imbucata su Venanzio. Chiude Diaz. Liberti. Venanzio. Ancora Liberti. Tiro sporcato, facile preda di Casassa. Schilina, lancio lungo direttamente in rimessa laterale. 7:29
spinge la Feldi con Marinovic. Liberti si accentra, Venanzio, Liberti col destro, ancora attento Ferretti a chiudere. Liberti, destro di Liberti, allunga il pallone in angolo Casassa. Battere questo corner Marinovic. Altra palla alzata, Petrov di testa, Casassa è riuscito a salvare il pallone dal calcio d'angolo. Lancio lungo, controlla Ferretti, poi si lascia cadere. Ora può giocare Marinovic. Liberti, Venanzio, Liberti, colpito Schinina, Venanzio a lottare di testa. Palla che arriva a Baroni, col mancino Baroni blocca Casassa. Schinina per Pina. Baroni anticipa Schinina, 3 contro 2, Venanzio. Rientra Petrov, Venanzio per Baroni. Baroni la mette dentro, è rientrato Pina, poi tentativo di scivolata che non va a buon fine da parte di Baroni. Schinina si accontenta di ricominciare da dietro da Petrov. Schinina, Petrov. Ancora Schinina per Petrov. Pina, Ferretti. Petrov. Non si lascia superare Galliani che recupera il pallone. Galliani, Marinovic si accentra, Marinovic chiude ancora una volta Ferretti e poi prova a ripartire. Ferretti col destro, Montefalcone, prova a autolanciarsi anche Liberti. Marinovic si protegge da Ferretti, ancora Marinovic. Mancino di Marinovic sporcato da Ferretti. Marinovic, mancino di Liberti, Pina e poi il tiro provato da Diaz col petto. Domestica questo pallone Montefalcone. Liberti osserva Venanzio, lo serve Venanzio, scarico all'indietro su Marinovic. Ancora Marinovic col destro, il solito Ferretti è sempre lì, attento a mettere il piede per evitare queste conclusioni. Liberti, passaggio sbagliato per Galliani che si impegna ma non salva questo pallone. Messina all'alzata, tentativo di tiro da parte di Pina, il pallone era già uscito. Di nuovo dentro Calderolli, vediamo quando si proverà il portiere di movimento Salvo Samperi. Marinovic, Calderolli, ancora Calderolli, Venanzio, c'è il pallone per Galliani, controllo non dei migliori ma passaggio poi riuscito nei confronti di Calderolli. Marinovic, Galliani, di punta Galliani, chiude tutto Casassa. Calderolli, Marinovic, chiusura
solo più bello da parte di Diaz. Casassa viene ammonito per la perdita di tempo. Marinovic per Galliani, ancora Marinovic, Calderolli, Galliani, altra sporcatura, Calderolli per Marinovic. Prova a portare un po' di pressione Messina. Marinovic deve appoggiare per Montefalcone, vuole time out mister Samperi, mentre ci prova Montefalcone. Il time out per inserire verosimilmente il portiere di movimento. Pina, Diaz. Pina, il pallone. Ferretti, Venanzio in anticipo su Messina. Palla in rimessa laterale. Diaz. Gira il pallone il Ciampino. Piazza in avanti. La testa di Galliani. Poi Ferretti. Non riesce a recuperare il pallone. Adesso la Feldi. Riesce adesso con Diaz che non riesce ad andare via su Marinovic. Eccolo il time out di Salvo Samperi. 142 secondi al termine del match. È già pronto Igor Carioca con la maglia arancione da portiere. Si giocherà il tutto per tutto la Feldi, che ha accorciato le distanze a 14:28 dal termine della partita. Poi non è riuscita più a sfondare la formazione di Samperi, complice un'attentissima fase difensiva da parte del Ciampino. Spiega le giocate ai suoi giocatori Salvo Samperi. Prepara la difesa invece Ibañez. Ed eccolo il portiere di movimento della Feldi, Calderolli. Igor Carioca, Galliani, Calderolli, Venanzio, Marinovic. Esce forte come al solito Gabriel Pina. Carioca. Calderolli. Marinovic. Gira palla sul perimetro la Feldi. Calderolli alza il pallone, la testa di Galliani. Esce alto il suo tentativo. Non era facile. Risale il campo la Feldi con Marinovic. 90 secondi al triplice fischio. Cerca il pareggio la formazione di casa.
Carioca, Galliani, nessuno calcia, prova adesso Venanzio, lascia il pallone lì, Casassa, poi la sfera arriva a Marinovic, chiama palla Venanzio, viene servito Carioca, eccolo che riceve adesso, Carioca la lascia scorrere, Galliani, c'è riprovato, Pierluigi Galliani, ma anche questa volta il suo tentativo è finito alto. Marinovic, Galliani, Venanzio, Carioca, ci prova lui, esce altissimo il suo tentativo. 32 secondi, possesso del Ciampino. Ovviamente lungo Casassa, non può arrivarci Sutton, va a rintanarsi subito nella propria metà campo il Ciampino. Non c'è nessuno per ricevere il passaggio di Marinovic, riceve adesso Liberti, Marinovic, Galliani, stavolta basso, deviazione, traversa incredibile, colpita dalla Feldi. La colpita Calderolli, adesso Diaz, c'è Liberti in porta, si protegge Diaz, fa scorrere il cronometro e il Ciampino trova i 3 punti ad Eboli. Feldi Eboli 1, Ciampino 2. Cade nuovamente la formazione di Samperi, la doppietta di Pina regala i 3 punti al Ciampino. Eccolo con noi Venanzio Cinibaldasso. Venanzio, è arrivata una sconfitta questa sera, non si è vista forse la migliore Feldi? Sì, sconfitta dura, però secondo me meritata per il modo in cui abbiamo giocato, per il momento che stiamo vivendo in difesa. Secondo me alla fine ci fa perdere queste partite. Non poteva succedere, era una giornata di recupero che poteva metterci insieme a quelli che stanno lì nei primi posti, e invece ora ci siamo staccati un po' giù. Niente, dobbiamo riprenderci, dobbiamo lavorare, parlare, vedere cosa dobbiamo fare, e è questo. Secondo te c'è stato più un calo fisico, si può dire, questa sera, o vi è mancato qualcosa dal punto di vista mentale? Sicuramente fisicamente stiamo avendo qualche problema, però non è scusa, tanto che non ho manco parlato di questo.
Secondo me se abbiamo qualche problema fisico dobbiamo compensare, non so se c'è questa parola in italiano, di altri modi, essendo più intelligenti, essendo nei posti in cui dobbiamo essere nei momenti giusti, e non siamo stati bravi a fare questo. Se fisicamente noi stavamo bene e abbiamo fatto la partita diventare troppo fisica, secondo me la colpa è nostra. Adesso c'è subito il derby. Come si fa in così pochi giorni a ricompartarsi e magari trovare un risultato ad Avellino? Niente, noi conosciamo il nostro gruppo, ci conosciamo e sappiamo delle nostre forze, sappiamo il perché abbiamo perso oggi, perché abbiamo perso settimana scorsa, e quindi dobbiamo cambiare. Non è quando si vince che tutto sta giusto, tutto è giusto, e non è quando si perde che tutto va male. Noi dobbiamo essere consapevoli delle nostre forze, pure consapevoli dei nostri errori in questo periodo, e dobbiamo rialzarci per il derby che ci aspetta. Ringraziamo Venanzio, credo ci stia raggiungendo adesso mister Samperi, eccolo qui con noi. Mister, parlavamo proprio con Venanzio, questa sera magari non si è vista la miglior Feldi Eboli di questa stagione. Sì, credo di sì, non si è vista la miglior Feldi Eboli della stagione, ma non si è vista neanche una pessima Feldi Eboli. Io credo che i ragazzi abbiano dato veramente la vita in campo, forse abbiamo sbagliato un pochino qualcosa nel primo tempo, ma nel secondo tempo credo che abbiamo attaccato veramente a testa bassa dal primo all'ultimo minuto, avendo anche numerose occasioni per poter pareggiare e vincere la partita. Dobbiamo essere più bravi, più cinici, affrontare magari le partite in maniera diversa, subito con una mentalità magari un po' più aggressiva, e quindi evitare magari di prendere gol in 2 occasioni che il Ciampino ha avuto. Si gioca spesso e adesso arriva il derby con l'Avellino. In così poco tempo qual è la ricetta giusta per arrivare pronti sia mentalmente che fisicamente all'impegno di Avellino e ritornare a vincere? Guarda, la ricetta giusta è quella di mantenere l'equilibrio tra tutti quanti, tra noi, e di non fare abbassare l'autostima, perché fino a 7 giorni fa eravamo una squadra che praticamente aveva vinto tutte le partite della stagione e adesso non è successo niente. Sappiamo che dobbiamo migliorare alcune cose, ci stiamo lavorando, i ragazzi ne sono consapevoli e sono sicuro che come sempre con la forza del gruppo ne usciamo fuori il prima possibile. Ringraziamo mister Salvo Samperi. Allora per questa sera è davvero tutto, un saluto e un ringraziamento e a risentirci alla prossima.